Amém? Invito ad alzare in piedi in questo momento. Cominceremo questo culto di carica. Volevo invitarti a chiudere i tuoi occhi. Culto di carica no, ragazzi. Voi non siete attenti. Era solo un test. Culto adorarti, amém? Amém? Preghiamo in questo momento. Padre, in nome di Gesù, Signore. Padre, noi cominciamo questo culto nella tua presenza, Signore, per adorarti, Signore. Noi siamo qui per renderti grazie, Signore. Noi siamo qua, Signore, per rendere la nostra adorazione, Padre. Signore, che la tua presenza sia ciò che noi stiamo cercando, Padre. Che la tua presenza sia ciò che noi desideriamo questa sera, Padre. Spirito Santo, tu sei benvenuto in questo luogo, Signore. Rompi ogni barriera, Signore. Rompi ogni prigione, Signore. Fa cadere per terra, Signore, ogni situazioni sgradevoli, Signore, che possa succedere, Signore. Signore, che il nemico non abbia potere sulla nostra mente, sul nostro cuore, Signore. Che ogni pensiero, Signore, di tribolazione, che ogni pensiero triste, Padre, venga a uscire dal nostro cuore e dalla nostra mente in questo momento, Padre. Padre, in nome di Gesù, Padre, vieni e agisci in questo culto, Signore. Vieni a lavorare, Signore, in mezzo a noi, Padre. Vieni, Signore, a lavorare nella nostra vita, Signore. Vieni a lavorare nei nostri cuori, Signore. Vieni a cambiare, Signore, situazioni, Signore, questa sera, Padre. Vieni, Signore, a parlare con noi, Signore. Venga, Signore, a Signore agire nella nostra vita, Padre. E che noi possiamo, Signore, sentire il tuo lavorare in noi, Padre. Che miracoli possano succedere, che meraviglie possano succedere, che trasformazioni possano succedere, Padre. Nel tuo nome, Signore, nel tuo nome noi ti ringraziamo, Signore. Nel tuo nome noi ti ringraziamo, Padre, perché noi sappiamo che tu sei già qui, Signore. E, Signore, noi vogliamo dichiarare che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Amém. Fai un applauso, Signore. Vista e c'è chi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vista nel lutto tu dai, non c'è un altro. Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, potenza, sei Dio, sei Dio. Grandi potenza tu sei, vista nel c'è chi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vista nel c'è chi tu dai, non c'è un altro come te.
Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande potenza sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande potenza sei Dio, sei Dio. Se Dio Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, Chi mai ci fermerà? se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, Chi mai ci se fermerà? Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza sei Dio, sei Dio. il nostro Dio Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza sei Dio, sei Dio. Sei Dio. Alleluia, 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 tu sei santo. Vi racconto qualcosa che è successo oggi con noi. Io settimana scorsa ho chiamato lunedì, ho detto, sabato tu ministri la lode, io non salirò, io voglio che tu ministri la lode sabato, io so i piani che Dio ha per la vita di Eto e lui era un grande ministro di lode una volta, tutti si ricordano, ho detto, sabato io non salgo, è tutto nella tua responsabilità, ho scelto le canzoni che dovevano fare lui. Oggi alle 2 di pomeriggio Eto mi scrive, non posso perché ho febbre, ho mal di gola, sta male, era raffreddore. Ho detto, oddio, come farò, Signore, come farò? Perché avevo scelto tonalità, abbiamo dovuto cambiare tutto. Alla fine ho detto, va bene, non salgo io, ma chiedo a John di fare lui. Che da John canta nella tua tonalità di Eto, possiamo farlo. E la Gabi mi scrive il 5 mesi, guarda che John sta passando male e ha dovuto andare in ospedale. E ho detto, Dio, che cosa è successo? E mi è venuta una tristezza, è venuto un peso, ho detto, Dio, cosa è successo? Mi sono inginocchiata, ho cominciato a pregare, Io non so cosa Dio voleva per questa sera, non so perché è successo tutte queste cose. Io so soltanto una cosa, che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Io so questo. Io non so il perché è successo, io non so il perché succedono queste cose, ma noi dobbiamo continuare a confidare nel Signore al di là di ogni avversità che succedono. Noi dobbiamo lodare il Signore al di là di ogni avversità che succede. Quindi noi siamo qua insieme alla Chiesa oggi per adorare questo Dio che è morto ma è risorto per noi. Amen? E ti invito a cantare insieme a noi.
chi è questo amore che ha cambiato la mia vita? Di chi è questo amore che allontana il mio timore? Di chi è questo amore? Di chi è questo amore che mi ha scelto dall'inizio? Di chi è questo amore che mi brucia? Suo nome è Gesù. questo è il suo nome. Suo nome è Gesù. Di chi è questo amore che ha cambiato la mia vita? Di chi è questo amore che allontana il mio timore? Di chi è questo amore che mi ha scelto dall'inizio? Di chi è questo amore che brucia dentro me? Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Il nostro re. Tu sei il nostro Re, Padre. Tu sei Re. Tu sei Re della nostra vita. Tu sei Re di questa Chiesa. Tu sei Re di questa nazione. Al di là di quello che dicono gli uomini, tu sei Re. Tu sei Re. E per sempre regnerai. Per sempre regnerai. Il tuo nome è Gesù. Il suo nome è Gesù. È morto e al terzo giorno è risorto. Il mio Dio non è morto. Il mio Dio è risorto. Il mio Dio non è morto. Il mio Dio è risorto. Il mio Dio è risorto. Come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò.
per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Cantiamo insieme il suo nome. Cantiamo insieme il suo nome, Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Alleluia. Ti invito a applaudire questo Dio, questo Gesù. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Potete sedervi un attimo? Vi darò gli avvisi oggi io. Se mi aiuta col primo banner, puoi mettere quello che vuoi, che così io parlo. Se dai una mano a lui là per far vedere dove sono i banner, per favore. Allora, comincio a parlare. Allora, dopo mettete quello di quello che parlo. Questa settimana stavo pregando, altri giorni stavo pregando per un progetto che ho visto che la Chiesa c'è necessità. E questa settimana facendo 2 visite, Dio ha confermato. Perché queste 2 persone hanno detto: dai, vogliamo tanto tornare a congregare con voi. E queste persone hanno proprio dato la conferma di questo che Dio aveva messo nel mio cuore. Noi abbiamo i nostri kids che sono piccoli, noi abbiamo kids da 2 anni. Poi noi abbiamo i nostri teens, che sono quelli più grandi, che hanno 13, 14, 15, 16, 17 anni. Però in mezzo a questi 2 kids e teens abbiamo dei bambini che non sanno cosa fare, poverini. Perché là dentro sono troppo grandi per stare là dentro. E per stare qua si sentono un po', non riescono a capire bene ancora. E quindi noi abbiamo necessità di creare un nuovo gruppo che si chiamerà Pre-Teens. Questo gruppo si chiamerà Pre-Teens e è un gruppo che farà dal 9 ai 12 anni. Questo gruppo parteciperà della Lodi, anche Pietro sarà distaccato da Benjamin. Benjamin aveva una paura da quando Pietro sarebbe andato dai teens. Lui diceva: manca poco per Pietro andare dai teens. Però io vedo che c'è bisogno di questo distacco perché loro cominciano a imparare un po' più profondamente. E quindi noi abbiamo chiesto a una persona di organizzare che settimana prossima vi presenteremo tutto. Però io vi sto parlando già che così cominciate a pregare. Saranno bambini da 9 a 12 anni e impareranno con la Bibbia, con la nostra Bibbia, in modo più facile di quello della predica qua, ma in modo più difficile da quello dei bambini. E loro resteranno qua tutta la lode e usciranno da qua quando si comincerà la predica e staranno là dentro per mezz'oretta. Faremo nella sala del pastore. E quindi questo è un nuovo progetto che Dio ha messo nel nostro cuore, che penso che viene solo a dare crescita alla Chiesa, perché staccare i bambini direttamente dai bambini e mettere nei teens
un distacco troppo grande, quindi Dio ha messo questo progetto nel nostro cuore che viene a far con che la Chiesa cresca e cresca in modo giusto, perché i bambini così imparano in modo giusto, amen? Quindi noi avremo questo nuovo progetto che sono i pre-teens, che dalla settimana prossima già cominceremo a metteremo in atto questo nuovo progetto. Poi, cos'altro che c'era? Poi, Mari, vieni qua a parlare del nostro, spiegare tutto. A pace. Domenica prossima abbiamo qua un caffè delle donne. Sarà un incontro dalle 8, penso che no máximo alle 11 abbiamo già finito. E oggi io ho messo ali no gruppo delle donne che da lunedì cominciamo un proposito di preghiera. Ognuna prenderà la sua compagna, sarà di 2 in 2. Praticamente chiamo qua la catinha, così faccio vedere, così capite bene. Un esempio, io accetto la Katia. Durante 7 giorni io pregherò per la Katia e lei per me. Jejunerò quello che il Signore tocca no meu cuore. Facciamo un áudio, io farò un áudio della mia preghiera per lei e lei farà un áudio di sua preghiera per me. Così possiamo confermare la preghiera. E dopo domenica entregaremo questo nostro ato di preghiera qua in chiesa, na nostra colazione. E eu vengo com a Kátia e qua nós consegnamos este nostro propósito de preghiera insieme qua. Será 7 giorni. E é de grande honor ao Senhor que se voi tutte le donne potete essere qua domenica. Cominciano già anche pregare perché quel giorno possiamo tutte essere qua, perché sarà una mattina veramente diversa delle altre. Amém? Amém? Facciamo un applauso al Signore. Poi c'è un banner del culto di carica che c'è del pastor Sergio. Puoi mettere per favore? È un banner che c'è la foto del pastor Sergio. Ecco, il 23 mercoledì, non questo, quell'altro, ci sarà con noi pastor Sergio. Pastor Sergio era stato un pastore che prima del pastor Ronaldo era il pastore di questa chiesa, è stato qua per 4 anni più o meno e sarà con noi. Lui è il co-presidente della nostra chiesa in Brasile e quindi volevo invitarvi a venire, a parlare, a conoscere, a ascoltare. Lui predicherà questo giorno, a conoscere un po' delle nostre radici. Io devo tanto a questo pastore perché io ero una persona totalmente lasciate stare e lui è una persona che è venuto veramente per tirarmi l'orecchio, mi ha tirato l'orecchio come nessuno ha mai fatto nella mia vita e io ringrazio tanto a Dio per lui, ringrazio tanto perché lui è una persona molto forte, ma è venuto in questa nazione per posizionare tante persone, quindi venite a conoscere il nostro co-pastore, co-presidente. E io credo che sarà di grande benedizione. Invito tutta la chiesa a venire questo giorno. Sarà un mercoledì perché lui non può stare qua sabato e domenica, ma sarà solo di mercoledì. Quindi venite tutti. Prossimo. C'è un evento dei teens. Pace a tutti. L'evento dei teens non sarà con i teens, ma bensì sarà con i genitori. Sarà fatto il 27, tra 2 domeniche se non sbaglio, alle ore 16 su Zoom. Manderemo il link, manderemo tutto il necessario, avviseremo anche altri giorni suppongo. E volevamo invitare tutti i genitori a essere su Zoom con noi, no?
non costa nulla, la benzina è cresciuta, però lo Zoom è vicino a casa nostra, quindi possiamo raggiungerlo tutti, quindi vi invito a partecipare perché abbiamo tanto da parlare. Amen? Amen, glória a Dio. Vi invito a alzare in piedi. Vi invito anche a continuare a pregare per l'Ucraina, per tutto quello che sta succedendo. Dobbiamo essere una chiesa che prega e a volte pensa che sono solo una voce. Noi siamo una voce che conta tanto, una voce che può profetizzare su queste nazioni. Tante persone dicono tante cose, ma tu sei una voce che conta, sei una voce che porterà trasformazioni. Amen? Non dimentichiamo di pregare per i nostri fratelli che a volte si sentono indeboliti, si sentono giù, non bruciano ancora come una volta. Continuiamo a pregare perché Satana brama come un leone cercando chi possa tragare, chi possa prendere. E quindi noi come Chiesa metteremo questa forza insieme, pregheremo insieme per queste persone. Non dimenticatevi, vedete qualcuno che non viene in chiesa, cominciate a pregare. Voi siete, io e Enrico, tutti noi siamo importanti. Quando tu chiami qualcuno, quando tu parli con qualcuno, quando tu preghi per qualcuno, tu fai parte di questa chiesa e hai le stesse obbligazioni che io e i pastori ce l'abbiamo. Quindi quando tu vedi che qualcuno manca, a volte non riusciamo a vedere tutte le persone, ma tu senti, e quando Dio ti fa sentire è perché è Dio che vuole che noi preghiamo. Quindi ti invito a pregare, invito ad alzare la tua voce a pregare per queste persone. Amen? In questo momento faremo la nostra raccolta delle decime e offerte. Padre, in nome di Gesù, Padre, in nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi vogliamo pregare, Signore, per una chiesa, Signore, che dona con il cuore, Signore. Noi vogliamo pregare, Signore, per una chiesa, Signore, che porta, Signore, con gioia, Signore, che non porta perché è obbligato, Signore, che non porta, Signore, perché gli hanno detto di fare, Signore, ma una chiesa, Signore, che vuole contribuire nella tua casa, Signore. Signore, benedici queste famiglie, benedici queste case, Signore. Signore, apri le porte del cielo su ogni famiglia, su ogni casa, Signore. Apri le porte del lavoro, Signore. Benedici, Signore, fa prosperare la tua chiesa, fa prosperare la tua casa, Signore, in nome di Gesù, Signore, noi ti ringraziamo. Amen, Padre, amen, amen. Alleluia, alleluia. Si aprono i cieli, si sente un suono celestiale, unito alle voci di un popolo che vuole adorare. Si aprono i cieli di nuovo. Si aprono i cieli, si sente un suono celestiale, unito alle voci di un popolo che vuole adorare. Lo Spirito di Dio è libero di muoversi qui. E il Padre allegri sta di vedere la Chiesa unita ad adorare. Sentiamo la terra canta, il cielo adora e tutti grida che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti grida che tu sei
cieli si sente un suono celestiale, unito alle voci di un popolo che vuole adorare. Lo Spirito è libero di muoversi qui. Il Padre all'ebri sta, il vede la Chiesa unita ad adorare. Sentiamo la terra, il cielo e tutti grida che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti grida che tu sei santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce: Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce: Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce: Santo, solo sei santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce: Santo, Santo. La terra canta, il cielo adora e tutti grida che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti grida che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti grida che tu sei santo.
scendi la tua gloria, oh scendi la tua gloria, riempimi fino a traboccare, oh scendi la tua gloria, oh scendi la tua gloria, riempimi fino a traboccare, oh scendi la tua gloria, oh scendi la tua gloria, riempimi, 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 riempimi. Alleluia. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo, con gli angeli. Padre, io ti chiedo, Signore, mentre la tua Chiesa prega in questo momento, io ti chiedo di venire, Signore, e guarire, Signore, guarire i cuori in questo momento, Signore. Signore, i cuori che portano un peso, i cuori che portano, Signore, un ricordo, Signore, ancora del suo passato. Signore, i cuori, Signore, che portano un dolore del suo passato, Padre. Signore, tu, Signore, mi porta a pregare per questa persona questa sera. Padre, nel nome di Gesù, Padre, noi dichiariamo vittoria, Signore. Noi dichiariamo che i cuori saranno puliti, Signore, da ogni dolore, Signore. Noi dichiariamo, Signore, che ogni cosa che li fa soffrire, che ogni cosa che è nascosta, Signore, noi dichiariamo che uscirà nel tuo nome, Signore. Padre, il Signore mi porta a pregare per questo, Signore. Io so che ci sono persone qui, Signore, che hanno bisogno, Signore, che il Signore guarisca il loro cuore, Signore. Signore, guarisca ferite, Signore. Ferite, Signore, che per loro sembrano inguaribili, Signore. Ma il Signore, col tuo sangue oggi, Signore, col tuo sangue oggi, Signore, col tuo sangue oggi, Padre, io ti chiedo di passare, Signore, e pulire e togliere ogni ricordo brutto, di togliere ogni ingiustizia, Padre, di togliere ogni cosa che hanno sofferto, Padre, nel tuo nome, Signore. Vieni, Signore, vieni, Signore, pulisci, Signore, pulisci, Signore, pulisci, Signore, guarisci, Signore, guarisci, Signore, l'anima, Signore, l'anima di coloro che soffrono, l'anima che sono in disperazione, in nome di Gesù, Padre. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. Non so chi è, ma il Signore è un padre per te.
Il Signore è colui che non ti abbandona, il Signore è colui che non ti ferirà mai, il Signore è colui che ti dà la mano anche quando tu ti senti sbagliato, il Signore è colui che ti aiuta, il Signore è colui che guarisce tutte le tue ferite, il Signore è colui che toglie tutte le imperfezioni che il nemico cerca di metterti. Il Signore dice oggi, tu non sei da solo. E ogni cosa che nel tuo cuore si è messo radice, il Signore dice che da oggi uscirà dal tuo cuore. Ogni tristezza del tuo passato, ogni tristezza della tua famiglia, ogni parola che ti hanno detto, che oggi possa uscire tutta la radice del tuo cuore. Ogni offesa che ti hanno fatto, ogni cosa che ti hanno detto che ti ha ferito, il Signore oggi con il tuo sangue vieni a lavare e purificare e ti dare un cuore nuovo, e ti dare un cuore gioioso, e ti dare un cuore senza questa radice di tristezza. Il Signore ha una vita abbondante per te e il Signore mi ha portato a pregare questa sera, e io credo che ci sono persone qua che avevano bisogno di questa preghiera. Ogni dolore, ogni cosa è andata via questa sera. Quando uscirai di quella porta tu dici: io sorriderò perché io so che Dio mi ha lavato e la gioia del Signore è dentro il mio cuore. Tu puoi dire amen? Amen. Passo al pastore. Amen. Pace del Signore a tutti. Potete sedervi. Vi invito a aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Matteo. Al capitolo 13. Leggerò dal versetto 1 in avanti. No, è qualche libro dopo a questo. È proprio questo. Allora dice così: in quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui, così che egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli parlò loro di molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu bruciata e non avendo radici inaridì. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi oda. Fino a qua. Amen, possiamo pregare? Signore Gesù, Signore, tu sai la parola, Signore, che tu hai dato al mio cuore in questi giorni. Tu, Signore, sai come l'hai confermata. E sai, Signore, che se io devo predicare oggi non ho nulla da portare alla tua Chiesa. Per questo, Padre, quello che io ti chiedo a nome mio, ma soprattutto a nome di ogni persona che oggi mi sta ascoltando, è che tu possa parlare questa sera,
che sia tu, Signore, a ministrare i nostri cuori, che sia il tuo Spirito quello che parlerà, il tuo Spirito quello che entrerà dentro di noi, che agirà e trasformerà le nostre vite. Nel nome di Gesù ti chiedo di benedire questa Chiesa attraverso questo momento. Amen. Posso chiedere un goccio d'acqua? Grazie. Allora, questa è la parabola del seminatore, chiamata anche la parabola dei diversi terreni. È una parabola conosciuta, si trova in tutti e tre i Vangeli sinottici e è la parabola attraverso la quale Dio mi ha parlato in questi giorni. Grazie mille. E ero un po' incerto sulla parola da portare, ma proprio pochi minuti prima del culto Dio mi ha confermato questa parola attraverso la vita della nostra sorella Aline, con la quale stavamo parlando, e ciò che lei ha detto, eravamo lì che parlavamo io e l'Andrea con lei, e ciò che ha detto mi ha confermato la parola che Dio mi ha dato da portare questa sera. E non sarà assolutamente una parola lunga, sarà una parola breve, ma sono estremamente convinto che ciò che dirò è qualcosa di molto importante per tutti noi cristiani. Ho predicato qualche settimana fa, non mi ricordo quando, una delle motivazioni probabilmente del perché noi non ci ricordiamo le prediche, del perché quando noi sentiamo una predica, magari quella predica agisce in noi ma poi la dimentichiamo o non mettiamo in pratica quello che la predica aveva parlato con noi quel giorno. Oggi Dio mi ha dato un'altra motivazione del perché questo può accadere e me l'ha data attraverso questa parabola. In realtà questa predica ha cominciato a nascere diverso tempo fa. Ho cominciato a nascere in una cellula dei giovani alla quale avevamo partecipato, e poi qualche giorno fa che ero a casa dei miei genitori con l'Andrea e la mia famiglia, e l'Andrea ha tirato fuori una vecchia foto che avevo scattato insieme a un ex portiere dell'Inter, Giulio César, che forse i brasiliani ricordano. Per me quella foto era stato un vanto. Avevo trovato questo giocatore davanti al McDonald's in centro a Verona, era lì fuori dalla sua limousine, però probabilmente nessuno l'aveva riconosciuto, anche perché era vestito in jeans con una felpa normalissima, non era vestito chissà in che modo. E quando io l'ho visto, essendo un grande tifoso interista, subito ho detto: ma questo qua è Giulio César, però nessuno era intorno a lui, mi è sembrato così strano. E allora ho detto all'Andrea: dai, visto che sei brasiliana vai a parlarci tu. Lei non sapeva neanche chi fosse Giulio César, però in questo modo sono riuscito a ottenere la mia foto. La cosa interessante è che fino a quel momento lì lui era lì da solo, parlava con l'autista di questa limousine. Dopo che io sono andato a farmi questa foto, hanno cominciato ad arrivare folle di persone. Sono arrivato il primo, dopo sono arrivati altri due dietro di me, dopo altri, poverino, gli abbiamo rovinato la giornata probabilmente. E la cosa interessante è che io credo che, è vero, diverse persone sono andate a farsi la foto, ma penso che non tutti fossero interessati a farsi la foto con Giulio César. Sicuramente altre persone, nonostante abbiano visto che qualcuno si faceva la foto, non sono andate a farsi fare questa foto, forse perché c'erano persone a cui piace la pallavolo e non il calcio, e quindi non avevano nessun interesse a farsi una foto con Giulio César. Quelli che andavano a fare la foto erano tutti ragazzi, no? Persone a cui può piacere il calcio. Mentre invece quando Gesù parlava, chi veniva ad ascoltarlo erano tutte le folle. Venivano ad ascoltare Gesù farisei, venivano ad ascoltare Gesù sadducei, venivano pubblicani, venivano peccatori. Nel Vangelo di Luca, se non sbaglio, o di Marco, che in questa stessa parabola dice che venivano
persone da tutte quante le città per ascoltare Gesù. Non erano solo i seguaci di Gesù, chiunque veniva ad ascoltare Gesù. E penso che proprio per questo Gesù ha raccontato quel giorno questa parabola. È bello che subito dopo lui spiega il perché racconta le parabole, ma in questa parabola già si capisce il perché lui racconta le parabole. Spiega del perché racconta le parabole dicendo che sta compiendo una profezia, che dice che avendo sentito non capiranno, avendo visto non vedranno. Per questo Gesù raccontava le parabole, perché è vero, alcune parabole erano molto facili da capire. Se ci pensiamo anche nell'Antico Testamento, a volte si usavano delle parabole per raccontare delle cose. Magari vi ricordate la storia di Davide, no? Quando ha fatto quella brutta cosa con Betseba e dopo ha ucciso il marito di Betseba, vi ricordate? Per fargli capire ciò che aveva fatto, il profeta Nathan gli ha raccontato una parabola e attraverso quella parabola Davide ha capito quello che aveva commesso. Quindi ogni tanto le parabole venivano usate per far capire delle cose, perché appunto si usano figure semplici all'interno di una parabola, ma non sempre così. Certe volte Gesù raccontava delle parabole che proprio non ti facevano capire quello che voleva dire e dopo c'era bisogno di una spiegazione. E infatti vediamo Gesù ogni tanto spiegare queste sue parabole. Ma in questa parabola noi troviamo 3 elementi. Il primo elemento è il seminatore, giusto? Colui che sparge il seme. Il secondo elemento è il seme stesso. E il terzo elemento è il terreno. Cos'è il seme, secondo questa parabola? Secondo questa parabola il seme è la predicazione. Ok? Il seminatore sparge il seme. Questo seme è la predicazione che viene sparso sui diversi terreni. Diversi terreni siamo noi, è il nostro cuore, no? È quello in cui il seme deve agire. E ci sono tantissimi tipi di predicazioni. Noi sicuramente abbiamo già sentito predicazioni di esortazione, quando vengono quei predicatori che ci esortano. Ci sono anche in questa chiesa predicatori che ci esortano. Abbiamo già sentito predicazioni di ravvedimento, abbiamo già sentito tante predicazioni di ravvedimento. Ci sono anche in questa chiesa persone che predicano sul ravvedimento. Ci sono predicazioni di insegnamento. Oggi io spero che la predicazione di oggi possa essere una predicazione che ci insegni qualcosa. Ci sono predicazioni profetiche, predicazioni di benedizioni. Ci sono predicazioni di avvertimenti, ci sono tantissimi tipi di benedizioni, di predicazioni. Una predicazione deve avere almeno 2 elementi fondamentali però. Il primo elemento che non deve assolutamente mancare in una predicazione, in un seme che viene sparso, è Gesù. Non può esserci una predicazione senza Gesù. Ogni predicazione deve o parlare di Gesù, raccontare qualcosa di Gesù, insegnare qualcosa di Gesù, dirci come seguire Gesù, farci diventare più simili a Gesù. Deve esserci Gesù in ogni predicazione. Il secondo elemento di ogni predicazione che deve esserci è che la predicazione deve portare trasformazione alle nostre vite. Ogni predicazione deve portare trasformazione alle nostre vite, perché possiamo sentire predicazioni di esortazione, ma quell'esortazione deve portare una trasformazione nella nostra vita. Possiamo sentire predicazioni di ravvedimento e questo ravvedimento deve avvenire nella nostra vita, compiendo in noi una trasformazione. Possiamo sentire predicazioni di benedizioni nella nostra vita, ma quelle benedizioni devono arrivare attraverso una trasformazione della nostra vita. La predicazione, ogni predicazione deve compiere in noi una trasformazione e questa è una cosa essenziale, altrimenti non ci sarebbe bisogno di venire in chiesa ogni sabato, penso, no? Basterebbe che una persona viene in chiesa una volta, la predicazione agisce e poi basta.
No, noi abbiamo bisogno di essere continuamente trasformati. Abbiamo bisogno di essere continuamente migliorati, abbiamo bisogno di essere continuamente affilati, abbiamo bisogno di essere continuamente perfezionati. Ci dice Paolo che il nostro è un continuo di gloria in gloria. Noi abbiamo bisogno continuamente di sentire la parola di Dio per essere sempre migliori. Gesù stesso continuava a predicare ai suoi apostoli e ai suoi discepoli. Ogni giorno predicava loro. E Gesù era il re dei predicatori. Se Spurgeon era il principe, no, dei predicatori, Gesù era il re dei predicatori. E nonostante questo, lui doveva continuare a predicare per tutte queste persone, perché lo stesso Pietro, nonostante avesse sentito centinaia di prediche di Gesù, continuava a cadere, a sbagliare. No, noi abbiamo bisogno continuamente di essere trasformati per mezzo delle predicazioni. Abbiamo bisogno continuamente. E questa trasformazione può portare in noi tanti effetti. Può portare in noi salvezza. La predicazione può portare, deve portare in noi salvezza. Come quella volta che Gesù andò a predicare nella casa di Zaccheo. Vi ricordate la storia di Zaccheo, no? Zaccheo era quello piccolino che è salito su un albero di sicomoro per vedere Gesù. Zaccheo era un pubblicano. Zaccheo non era un bravo cristiano, non era certo un bravo ragazzo, era uno che per vivere rubava alle persone, ai suoi concittadini. E Gesù lo vede su quest'albero e gli dice: scendi che io oggi devo venire a mangiare a casa tua. E dopo che Gesù è andato nella sua casa e hanno mangiato insieme, non si sa di cosa abbiano parlato, perché la Bibbia non ci dice di cosa abbiano parlato. Si sa soltanto che dopo questo pranzo Zaccheo ha detto: io ridarò tutto quello che ho rubato e anche di più. E Gesù risponde: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Non so quale sia stata la predicazione di Gesù quel giorno in quella casa, ma ha avuto una trasformazione in quella casa. C'è stata una trasformazione e quella trasformazione ha portato salvezza. Le predicazioni possono trasformare qualcuno, portando salvezza nella vita di quella persona. Le predicazioni possono trasformare qualcuno, facendolo diventare più intimo con Dio. Quante prediche abbiamo sentito anche qua, su questo pulpito, ricordandoci dell'importanza di digiuno, preghiera, parola. Le predicazioni hanno questo scopo, trasformarci per farci diventare più intimi con Gesù. Le predicazioni hanno lo scopo di trasformarci per portarci all'adorazione, ad avere più adorazione, avere una nuova vita di adorazione. Noi non sappiamo quello che Gesù ha rivelato a Paolo quel giorno sulla via di Damasco, no? Quando Paolo è caduto e non ha più visto niente e Gesù si è rivelato a lui in quella visione. Non sappiamo quello che Gesù gli ha detto quel giorno. Quello che sappiamo è che Paolo ha cambiato completamente vita. È diventato un uomo che da perseguitore dei cristiani è diventato perseguitato. E finché era perseguitato è diventato un uomo che finché era in carcere adorava Dio. La predicazione può trasformarci in questo senso. Possono esserci predicazioni nella nostra vita che ci trasformano per avere più adorazione, per portarci ad un nuovo livello di adorazione verso Dio. E l'adorazione è una cosa fondamentale nella nostra vita. Possono esserci predicazioni che ci portano a una nuova percezione di come vivere la nostra vita cristiana o la nostra vita in generale. Se vi ricordate, in Giovanni 8 c'è un passo che ci parla della donna adultera e c'erano queste persone che volevano lapidare questa donna, no? E Gesù dice loro: chi ha peccato scagli la prima pietra. Questa piccola predicazione di Gesù ha dato a queste persone una nuova percezione di come vivere il messaggio di Dio. E c'è scritto che dai più vecchi fino ai più giovani se ne sono andati tutti quanti da quel luogo e nessuno ha scagliato nessuna pietra. La predicazione trasforma la nostra percezione di come vivere l'essere cristiani, di come vivere il Vangelo. Ma una delle cose più importanti
che la predicazione fa nelle nostre vite è quella di farci portare frutto. Una delle trasformazioni più importanti che la predicazione fa nelle nostre vite è quella di farci portare frutto. Noi dobbiamo portare frutto. La cosa più importante per noi esseri umani è sicuramente quella di essere salvati. La seconda è quella di portare frutto. Noi dobbiamo portare frutti, perché in questo che Dio è glorificato. In Giovanni 15 versetto 8 c'è scritto: in questo è glorificato il Padre mio, che voi portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Quello che noi dobbiamo fare è portare frutto. Vi ho detto che questa predicazione è cominciata a una cellula dei giovani di diverso tempo fa, forse c'era Tainara, c'era Giacomo, forse si ricorderanno, in cui l'Andrea, riflettendo proprio su Giovanni 15, ci ha posto una domanda, e questa domanda era: che cosa vuol dire per voi portare frutto? E oggi voglio fare a voi questa domanda: che cosa vuol dire per te portare frutto? Che cosa vuol dire per te portare frutto? Bevo, intanto ci pensi. Che cosa vuol dire per te portare frutto? Non ci sono risposte sbagliate se qualcuno volesse provare, ma vi dirò quello che Dio quel giorno ha parlato al mio cuore di cosa vuol dire portare frutto. Se io vado al supermercato e prendo una mela, cosa farò con questa mela? La mangio, giusto? Questo è portare frutto. Portare frutto vuol dire dare agli altri qualcosa da mangiare. Questo è portare frutto, dare agli altri qualcosa da mangiare. Allora, qual è il tuo frutto? Cos'è che tu stai dando da mangiare alle persone intorno a te? Di che cosa le stai nutrendo? Qual è il frutto che stai portando? Che cosa stai dando da mangiare? Questa è una delle cose più importanti per noi cristiani. E è Dio che ce lo dice: in questo è glorificato Dio, che noi portiamo molto frutto. Che cosa tu stai dando da mangiare? Qual è il frutto? Qual è questa cosa succosa che stai dando alle persone intorno a te? Qual è questo frutto? Questa è una cosa che noi dobbiamo vedere, che noi dobbiamo esaminare noi stessi, come ci dice Paolo, no? Nel testo della Santa Cena. Noi dobbiamo vedere che cosa stiamo dando da mangiare. Noi dobbiamo vedere che cosa stiamo portando alle altre persone. Ma per arrivare a portare frutto bisogna passare da un processo, e questo processo è il processo della seminatura, perché ovviamente chi porta frutto è l'albero. Ma come nasce l'albero? Attraverso la seminatura, giusto? E questa parabola di Gesù ci parla proprio di questo processo di seminatura, perché non è tanto importante il seme. Abbiamo detto che il seme è la predicazione. Non è tanto importante il seme quanto il terreno su cui questo seme cade, perché ogni parola è una buona parola, ogni predicazione è una buona predicazione. Se parla di Gesù, se è rivolta alla trasformazione delle persone, se è una parola che segue le dottrine bibliche, ogni parola è una buona parola. Poi è chiaro, ad ognuno piacciono un certo tipo di predicatore, a qualcun altro piacciono altri tipi di predicatori, ma ogni parola è una buona parola. La cosa che cambia
è il terreno su cui questa parola cade. E per questo motivo una parola può avere un effetto in una persona e l'effetto totalmente opposto in un'altra persona. La parola è sempre la stessa, come le parole di Gesù. C'erano persone che ascoltavano le parole di Gesù e abbracciavano Gesù, abbracciavano questo amore che lui aveva per le anime. C'erano altre persone che ascoltavano le parole di Gesù e scappavano via. La stessa parola aveva due effetti diversi. Il problema non era il seme, il problema era il terreno. Sapete che cosa si fa nel periodo della seminatura, proprio prima di gettare i semi al terreno? Si deve affinare il terreno. Che cosa vuol dire affinare il terreno? Bisogna livellarlo, bisogna metterlo nel miglior modo possibile e bisogna togliere dal terreno tutte le cose che possono impedire al seme di cadere nel posto giusto. Bisogna togliere i sassi, bisogna togliere delle erbacce che ci sono, tutte le cose che ci sono sopra il terreno che possono impedire al seme di cadere sul terreno. Questa è la prima cosa che si fa quando si comincia il periodo della seminatura. Affinare il terreno. E affinare le persone è quello che Dio fa con noi. Quando Dio ci deve preparare qualcosa, Dio ci affina. Anche nel Salmo 105 c'è questa stessa parola che è usata proprio in, come si chiama, questa scienza della seminatura. Non è una scienza, ma non è biologia. Vabbè, insomma, quelli che seminano, no? Botanica, eccola. In botanica si usa questa parola affinare. Nel Salmo 105 c'è questa stessa parola affinare, quando Dio parla che ha affinato Giuseppe fino a farlo diventare il consigliere del governatore d'Egitto, del faraone d'Egitto. Per prima cosa il terreno bisogna affinarlo, bisogna prepararlo, togliere tutte le cose che ci sono sopra che impediscono ai semi di cadere sul terreno. E infatti in questa parabola del seminatore il primo seme che viene lanciato è un seme che non finisce sul terreno, è un seme che c'è scritto finisce sulla strada. Il primo seme che viene lanciato, la prima parte, non finisce sulla terra, finisce in un posto in cui non potrà mai crescere, non potrà mai entrare nel terreno. Per questo motivo la prima cosa da fare quando si semina è togliere tutto quello che impedisce al seme di entrare nella terra. La seconda cosa da fare è quella di zappare il terreno. Dobbiamo zappare il terreno quando si scava, quando si semina, per fare sì di togliere tutti quei semi di erbacce che noi non vogliamo che crescano insieme ai semi buoni. Dobbiamo togliere tutti questi semi di erbacce, per questo motivo dobbiamo zappare il terreno. E infatti c'è un seme in questa parabola che casca nella terra, comincia a crescere, ma comincia a crescere insieme alle spine, perché nel terreno c'erano anche i semi delle spine. Un'altra cosa da fare nella seminatura è quello di bagnare il terreno. Se è troppo secco bisogna bagnare il terreno. E infatti c'è un seme che cade nel terreno roccioso, ma sì, comincia a crescere, cresce subito in realtà, però poi appena arriva il sole questa pianta muore perché ha le radici troppo corte, non ha radici che vanno in profondità perché il terreno era troppo secco, era troppo roccioso. E infine c'è il seme che finisce sulla buona terra. Quello che conta davvero è il terreno, è il nostro terreno, è come noi prendiamo cura del nostro terreno. C'è scritto
in riferimento alla chiesa di Corinzi, che Paolo aveva seminato in quella chiesa, che Apollo aveva annaffiato e che Dio aveva fatto crescere. Paolo aveva seminato, Paolo aveva lanciato il seme e Apollo aveva preso cura del terreno. Non è stato Dio a seminare e non è stato Dio a prendere cura del terreno. Dio è colui che fa crescere, ma colui che semina sei tu nella vita degli altri attraverso il frutto che tu porti, e colui che prende cura del terreno sei sempre tu. Siamo noi che dobbiamo prendere cura del nostro terreno. Quando noi veniamo in chiesa e ascoltiamo la parola, il nostro terreno deve essere un terreno pronto a ricevere questa parola. Il nostro terreno deve essere un terreno pronto a ricevere questa parola. Io non posso venire in chiesa ubriaco e pensare che Dio parlerà con me. Io non posso venire in chiesa pensando al peccato che commetterò quando uscirò di qua, sperando che Dio possa parlare con me. Io non posso venire in chiesa pensando alle migliaia e migliaia di problemi che mi sono portato dietro per tutta la settimana, pensando che Dio possa parlare con me. Io non posso venire in chiesa soltanto per ricevere qualcosa da Dio, sapendo che quando uscirò me ne dimenticherò. La cosa che tutti quanti noi dobbiamo fare, la cosa che Dio mi ha parlato in questi giorni, è una cosa che io credo veramente che sia molto importante, è quella di venire in chiesa preparati per ricevere ciò che Dio ha per noi. Noi non possiamo venire in chiesa come se nulla fosse. No, non possiamo. Vogliamo che veramente le prediche che sentiamo qua agiscano nella nostra vita, trasformino la nostra vita. Allora prepariamoci prima di venire qua. Prepariamoci prima di venire qua. Preghiamo a casa, leggiamo la Bibbia, cantiamo qualche lode, facciamolo ogni giorno della settimana se è possibile. E quando veniamo qua, allora sì, potremmo chiedere qualcosa a Dio, potremmo chiedere: Dio, mi sono preparato per oggi, il mio terreno è fertile, il mio terreno è pronto per ricevere qualcosa da te, Padre. Il mio terreno è pronto per ricevere qualcosa da te. Oggi puoi agire, oggi puoi agire. C'è una pianta, c'è una spina che mi sta dando fastidio. Ti chiedo, Dio, toglimela oggi, che attraverso la tua parola questa spina possa essere tolta. C'è un terreno roccioso nella mia vita che non mi permette di crescere. Padre, mi sono preparato tutta la settimana. Fai in modo che questo terreno diventi più morbido oggi, che attraverso la parola questo terreno diventi più morbido. Allora sì, che potrei chiedere questo a Dio, ma affinché le parole che noi sentiamo qua, qualsiasi tipo di predicazione, qualsiasi seme sia, abbia effetto in noi. Noi dobbiamo venire qua pronti per riceverlo, dobbiamo venire qua preparati per riceverlo, dobbiamo venire qua portando a Dio un terreno fertile sul quale agire, non un terreno secco, non un terreno pieno di erbacce, non un terreno sporco. Puliamo il nostro terreno prima di venire qua. Tutto quello che c'è sopra, tiriamolo via, tiriamolo via. Scaviamo, zappiamo il nostro terreno per togliere tutte quelle spine che potrebbero crescere insieme all'erba buona, insieme al frutto buono, tutte quelle ansie, tutte quelle preoccupazioni, tutti quei traumi che ci portiamo dentro, tiriamoli via prima affinché Dio possa far crescere quando arriviamo qua. Veniamo qua con un terreno fertile affinché Dio possa agire. Ognuno deve fare la sua parte. C'è chi semina, c'è chi annaffia. Quelli siamo noi. E poi Dio, Lui fa crescere. Un'altra cosa fondamentale nella semina, e poi ho finito,
è che quando il seme è stato seminato in un terreno fertile, non in un terreno con spine, non in un terreno roccioso, ma in un terreno fertile, affinché questo seme possa diventare una pianta rigogliosa, perché c'è scritto che anche il più piccolo tra i semi, che è quello di senape, può diventare una pianta gigantesca, sotto cui il fogliame si prendono a riparo gli uccelli del cielo. Ma affinché un seme, per quanto piccolo possa essere, diventi una pianta rigogliosa, noi non possiamo uscire da qua e dimenticarci di ciò che è stato detto, o pensare che quanto è stato detto vivrà in noi per l'eternità. No, noi dobbiamo coltivare questo seme ogni giorno da quando usciamo di qua. Ogni giorno dobbiamo ripensare a quella predicazione che ci ha trasformato, del perché ci ha trasformato, del come ci ha trasformato, per non ricadere negli stessi errori di prima. Ogni giorno questa predicazione ci deve accompagnare. È stato bello perché prima parlavo con Leonardo e gli ho detto: mi dispiace che tu sei sempre là e sembra che tu ti perda i culti. Lui mi ha detto: non c'è problema, io mi riguardo il culto 3 volte dopo che torno a casa. Mi ha detto: chiedi alla mia famiglia per confermare se è vero, dopo gli chiediamo per confermare se è vero, ma c'è già Daniel che fa così con la testa. Tu puoi riguardarti il culto quando torni a casa. Non so se avete mai visto il culto online, ma quello che sta facendo Leonardo con tutta la squadra lì dietro è qualcosa di spettacolare. Il video si vede benissimo, l'audio si vede, si sente benissimo adesso, è tutta una cosa nuova rispetto a prima. E quella predicazione che tu sentirai là è la stessa predicazione che tu hai sentito qua di sabato. E se quella predicazione che tu hai sentito qua di sabato è caduta su una terra fertile, io ti dico una cosa: irriga questa terra fertile durante la settimana. Riguardati la predicazione, ripensa alla predicazione, ripensa a quello che ha cambiato nella tua vita. Non pensare che una volta che è uscito di lì, perché una predicazione ti ha fatto sentire gioioso, ti ha fatto sentire forte, la tua vita è cambiata, perché non è così. Tu devi dare da mangiare a questo seme, devi alimentare questo seme ogni giorno, affinché questo seme che è caduto in terra fertile diventi una pianta rigogliosa. Amen. Ci alziamo in piedi. Questo è quello che volevo portare questa sera alla Chiesa. Non sarà stata forse la predicazione di esortazione, né la predicazione profetica, né la predicazione di benedizione. Ma io spero che questa sera Dio ci abbia insegnato qualcosa. Ci abbia insegnato qualcosa. Veniamo qua alla sua presenza per ascoltare la sua parola, ma veniamo portando a Lui un terreno fertile, un terreno in cui Lui possa lavorare, un terreno consacrato già a Lui, affinché tutto quello che succede in queste ora e mezza, 2 ore di culto, possa cambiare veramente la nostra vita. Se noi veniamo qua con uno spirito contrario a quello che dovremmo avere, non pensiamo che Dio farà ciò che noi stessi non gli permettiamo di fare. Veniamo qua portando a Lui qualcosa di buono dove lavorare, qualcosa di pronto dove lavorare. E quando usciamo di qua, continuiamo a ripensare a ciò che Dio ha fatto in noi questo giorno, affinché il cambiamento possa diventare in noi una pianta rigogliosa. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per il culto di questa sera. Ti ringraziamo, Signore, per il modo in cui tu ci hai preparato, Signore. Ti chiedo, Signore, che questa parola possa agire dentro di noi, Signore, che non siano parole gettate al vento, Padre, perché
Se veramente, Signore, ciò che ho ministrato viene da Te, io sono sicuro che è qualcosa di importante per noi cristiani. È importante, Signore, venire a Te pronti per ricevere, Signore, qualcosa di nuovo. È importante, Signore, venire da Te già, Signore, fertili, già, Signore, con un terreno preparato. È importante, Signore, affinché Tu possa lavorare in noi, Signore. Chi ti impedisce, Padre, di lavorare in noi siamo noi stessi. Siamo noi stessi, Signore, che ci rifiutiamo di portare a Te un terreno pronto. Siamo noi stessi che facciamo le cose con pigrizia. Siamo noi stessi che facciamo le cose a metà, senza dare a Te la priorità, Dio. Noi, Signore, dobbiamo imparare a fare tutto quanto, a prepararci già a casa e venire qua con un terreno pronto per Te. Venire qua con un cuore aperto a Te. Venire già qua con un cuore rotto affinché Tu lo possa ricostruire a Tua immagine e somiglianza. Nel nome di Gesù, Padre, io Ti chiedo che queste parole possano essere veramente un seme, Signore, che cada in terra fertile oggi, e che quando uscirà di qua questa terra fertile possa essere irrigata, possa essere concimata e possa diventare un grande albero che porti un buon frutto. Nel nome di Gesù, Padre, benedici ognuno di noi. Amen. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a Te, desiderare di piacere a Te. Io voglio fare la Tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il Tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Per adorarti. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per Sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. io voglio stare vicino a Te, desiderare di piacere a Te. Io voglio fare la Tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il Tuo volto più di
alzerò verso il cielo verso il cielo per adorarti, per adorarti, per adorarti. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te, fa che sia io, Padre, fa che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te, fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te, fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te, fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Oh, Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore Che alzerò verso il cielo per adorarti. Per adorarti. per adorarti, per adorarti, per adorarti, per adorarti. salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te, fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, Chi resterà davanti a te. fai che sia io, fai che
io veda la gloria tua. Sul monte tu, chi resterà davanti a te? Fai che sia io, Fa che sia io, fai che io veda la gloria tua. chi salirà, Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. chi salirà, Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda la gloria dammi un cuore che ricerca il tuo volto, io di tutto
Non spegniamo questo spirito di adorazione che c'è in questo luogo. Non spegniamo questo spirito di adorazione. Per adorarti. Usa questo momento per adorare Dio come preferisci. Se vuoi alzare le tue mani, se vuoi alzare la tua voce, usa questo momento per adorare Dio. Riserviamo qualche minuto adesso per ringraziare Dio, adorarlo, esaltarlo. Lui merita tutto questo, ogni onore va a Lui, ogni gloria va a Lui. Cantiamo ancora una volta tutti insieme. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi mani pure per adorarti. Cantiamo ancora una volta tutti insieme, dichiariamo questo a Dio, chiediamo questo a Dio, che Dio possa sentire la nostra adorazione, rallegrarsi e concederci tutto questo, farci vivere in un nuovo livello di adorazione, farci vivere qualcosa di meraviglioso nelle nostre vite, una gloria che può venire solo da Lui e che a Lui deve tornare, che a noi dobbiamo dare a Lui. Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Verso il cielo per adorarti.
sempre sia lodato il nostro Dio, sempre sia glorificato il nostro Dio, con le nostre mani, con la nostra voce, ma soprattutto con il nostro cuore, perché Lui è buono, di generazione in generazione Lui è buono, e le benedizioni che Lui ha riversato ai tempi della Bibbia le ha tutte quante pronte per darle a noi oggi. Dio è un Dio di miracoli, Dio è un Dio di guarigioni, Dio è un Dio di benedizioni, Dio è un Dio che vuole il meglio per la nostra vita, vuole il meglio per la nostra vita. Diamogli un terreno fertile sul quale spargere questo meglio, sul quale spargere queste benedizioni, sul quale spargere la gloria che Lui ha da donarci. Amen. Amen. Prima di finire il culto, oggi c'è la cucina. Sì, oggi c'è la cucina. E un'altra informazione che volevamo dare, so che è già stato detto anche, è già girato questo messaggio anche sul gruppo delle donne, se non sbaglio. Comunque ci tenevo a dirla anche qua sul pulpito, perché in quest'ultimo periodo, con la guerra in Ucraina, come tutti quanti sappiamo, quello che io mi stavo domandando è che cosa noi possiamo fare, che cosa si può fare di più. È vero, abbiamo fatto quel carico di alimenti, vestiti, ne abbiamo già un altro pronto qua dietro, ma quello che era il mio desiderio, la mia preghiera, la mia speranza era quello di poter fare qualcosa di più. E oggi mi è arrivato un messaggio che appunto possiamo entrare in contatto con un'associazione che si occupa di ospitare qua bambini ucraini. Penso che questo messaggio è già girato sul gruppo delle donne, non so se in realtà è la stessa associazione, mi è arrivata da un'altra fonte, e questa potrebbe essere una possibilità per aiutare queste persone in un modo più concreto, proprio qua dal vivo. Tu che hai questa possibilità, io ti consiglio di non perdere questa possibilità. Sarebbe un gran frutto che tu potresti portare nella vita di qualcun altro. Ma se tu non hai questa possibilità, quello che consigliamo di fare è quello di pregare per questi bambini, perché è vero che questa iniziativa di ospitare queste persone è una bellissima iniziativa, è qualcosa che può portare a questi bambini un vicino futuro migliore, più tranquillo, in una comodità sicuramente diversa che è quella del campo profughi. Ma è anche vero che non sappiamo in che case vadano questi bambini, possono andare anche in casi in cui non vengono accolti con lo stesso amore che noi potremo darli. Sono convinto che noi potremo darli. Quindi la nostra richiesta è quella di metterci in preghiera per questi bambini, perché veramente questa iniziativa possa essere una benedizione per le loro vite e non una maledizione per le loro vite. Preghiamo perché ogni demone che è davanti a questa iniziativa possa essere scacciato e che regni in questa iniziativa un amore santo che viene da Gesù. Ok? Quindi voi che avete questa opportunità di ospitare qualcuno di questi bambini, non si tratta di come si dice, adozione, non si tratta di adottare, è soltanto un breve periodo finché questa emergenza non finirà, dopodiché i bambini torneranno alle loro famiglie. Ma se non avete questa possibilità, pregate comunque per loro. Come ha detto anche prima Andrea, di continuare a pregare per l'Ucraina, preghiamo soprattutto in questo momento per questi bambini. Ok? Amen. Concludiamo questo culto ringraziando Dio per tutto ciò che ci ha insegnato oggi e soprattutto per essere stato qua con noi. Abbiamo sentito la sua presenza oggi qua, l'abbiamo sentita viva, abbiamo sentito che Dio è vero, che Dio c'è, che Dio è la nostra forza e è al nostro fianco, e che questa forza possa accompagnarci ogni giorno di questa settimana.
Signore Gesù, vogliamo ringraziarti, Padre, per tutto, Signore, per tutto quello che abbiamo vissuto questa sera, ma per tutto quello che tu ci fai vivere ogni giorno. Noi vogliamo vivere, Signore, con questa certezza che tu sei al nostro fianco, e se tu sei con noi nessuno potrà essere contro di noi, perché tu sei il più forte, tu sei il Dio onnipotente, tu sei il Dio onnipresente, tu sei il Dio che può tutto, Signore, e noi ci affidiamo a te, e affidandoci a te sappiamo che la nostra vittoria è sicura. Nel nome di Gesù, Padre, io ti chiedo di benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella, che la nostra settimana possa essere piena di te, e che gli insegnamenti, Signore, che tu hai portato a noi questa sera possano mettere in noi un seme che diventi un albero, un seme fruttifero, un seme che porti buoni frutti. Nel nome di Gesù, Padre, benedici ognuno di noi, benedici questa Chiesa, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. Scusate.